Buonasera a tutti, grazie di essere in parte in presenza qui di fronte a noi, in parte collegati sui canali YouTube e Facebook. Siamo alla 7ª edizione del Sardinia Tourism Call to Action, con un tema particolarmente ambizioso. Quest'anno andiamo a ragionare sullo sviluppo futuro del turismo, quindi abbiamo preso un orizzonte 2024-2034 e cercheremo di capire qualcosa su questa prospettiva. Vedete a fianco a me ho due ospiti prestigiosi con i quali apriremo questa 7ª edizione. Al mio fianco il mio amministratore, l'amministratore di Geasar, del gruppo Geasar, ingegnere Silvio Pippo Bello, ancora a fianco di Silvio il professor Antonio Usai, che insomma è nel comitato scientifico del Sardinia Tourism Call to Action ed è un nostro amico affezionato col quale condividiamo una serie di ragionamenti. Nel ringraziare naturalmente il service fornito dal gruppo Unione Sarda, tutti i colleghi che hanno dato un impulso fondamentale allo sviluppo di questo programma del 2023, do subito la parola a Silvio in modo che ci faccia i saluti, ci porti i saluti e ci faccia qualche considerazione anche su quello che potrebbe essere lo sviluppo. Sul tema, sì, grazie Lucio. Come stai? Tanto, Dov'è? vabbè, allora, proseguo con i ringraziamenti perché Riprendetemi abbiamo dopo, da se dico ringraziare tutti coloro che sono collegati, alcuni sono anche in presenza, e chi ha, chi ha coordinato e ha partecipato insomma, alla creazione di questo evento, e soprattutto al tuo staff, perché sono stati molto bravi, ma anche i collaboratori, quelli che collaborano, ma anche soprattutto la Regione. Non lo dico per diciamo, incensare la Regione, ma è vero, loro hanno, soprattutto l'assessore Giovanni Chessa, ha creduto molto in questo evento e lo sta portando avanti. Questa è detto che la 7ª edizione, quindi sono 7 anni che facciamo questo evento, è un evento importante perché è un momento in cui si mette attorno al tavolo una serie di esperti del settore e si parla di vari temi legati al turismo. Turismo che, come sappiamo, è la risorsa principale della nostra isola. E questa volta si parla del futuro del turismo, quindi il turismo da qui a 10 anni. No? È un argomento difficile.